Finalmente il testo del DDL Salvamare è stato approvato anche in Senato. Ora è legge. Il legno spiaggiato può essere recuperato e considerato biomassa. Sono stati necessari anni, dichiara la deputata veneziana Giorgia Andreuzza, vicepresidente in Commissione Attività Produttive e Turismo, firmataria dell'emendamento, ma finalmente un risultato si è raggiunto. Si tratta del legno arrivato dalle correnti dei fiumi e dei laghi, dei mari stessi. I materiali lignei spiaggiati da oggi saranno considerati biomassa, non più rifiuto. Ciò permetterà di abbassare i costi di recupero facilitando l'operato a carico dei comuni. Il materiale sarà poi utilizzato per produrre energia e dimezzare le spese in carico agli enti locali. Siamo col professor Luciano Bellemo, che è uno dei custodi della Torre di Sant'Andrea. Cosa stanno facendo oggi gli operai? Allora, stanno mettendo in sicurezza la torre, cioè ci sono alcuni mattoni che erano poco sicuri, vengono messi in sicurezza. Questo è il primo lavoro. Il secondo lavoro, probabilmente il prossimo anno, sarà invece di rimessa a nuovo sia all'esterno sia all'interno. È un progetto più evoluto e anche più costoso. Certo. Loro vanno su con questi sistemi. Una volta, nel 1848, avevano 2 canapi e un legno ed erano seduti sul legno e salivano e scendevano su questi 2 canapi e hanno messo a posto la torre. 1858 circa. Con una tecnologia meno evoluta di questa, però hanno messo a posto. Hanno fatto lo stesso. Lo stesso lavoro l'hanno fatto poi nel 1911. Anche qua sono ricerche che abbiamo fatto qua. C'è sempre tanto da imparare su questo, sì, come su tutti gli altri monumenti di Chioggia. Ogni tanto si trova qualcosa. Grazie. Prego, buon lavoro. Ieri, 10 maggio, i carabinieri della motovedetta della Compagnia di Chioggia, operando per contrastare le violazioni in materia di pesca, sanzionavano amministrativamente 3 persone a Chioggia in 3 occasioni diverse nell'arco della giornata. 500 kg di vongole veraci erano trasportate nei primi uomini fermati, 450 kg nel secondo caso, in entrambi i casi privi della documentazione a scorta dei molluschi, come previsto dalle norme per molluschi bivalvi vivi. Nel primo controllo il mezzo non rispettava le norme igienico-sanitarie per il trasporto di alimenti, era infatti sporco e il prodotto era esposto al rischio di contaminazione microbiologica. I molluschi, del valore commerciale di 14.000 euro, venivano sottoposti a sequestro amministrativo e, poiché ancora vivi, fatti rigettare nelle vicine acque lagunari per il ripristino del ciclo vitale. Sono state elevate sanzioni amministrative per 5.000 euro. Gli stessi militari nelle ultime settimane hanno controllato un ristorante sul lungomare di Sottomarina, constatando come circa 15 kg di prodotti alimentari fossero conservati in modo promiscuo, carne e pesce insieme, in contenitori privi di etichettatura e di indicazioni sulla provenienza e sulla tracciabilità di filiera. 200 euro il valore degli elementi sequestrati, per il quale è stato imposto lo smaltimento. Un ulteriore recente controllo è stato fatto a un uomo che trasportava circa 40 sacchi di vongole a bordo del proprio furgone. In questo caso ad essere sequestrato è stato il mezzo privo di assicurazione e revisione, mentre i molluschi erano accompagnati dalla prevista documentazione di tracciabilità.
Faccio i complimenti a Leonardo Vianello, che insieme alla sua squadra, gli Avenger Padova, è arrivato nella categoria di A1 del wheelchair hockey. Leonardo, avete raggiunto un traguardo molto importante e per noi è un orgoglio avere un nostro concittadino che gode di questo prestigio. Ti porto i miei saluti e quelli del gruppo che rappresento in Consiglio regionale. Nell'augurarti buon lavoro, Leonardo, volevo dirti che siamo orgogliosi di te e per la nostra città è un privilegio, un onore avere un concittadino che arriva a questi livelli sportivi. Grazie. Non basta il caro gasolio, non basta quella fanghiglia che tappa le reti, a parte tutta la serie di disastri che ha colpito la pesca, ci si mette adesso anche la mucillaggine. Questa sì che sembra esserlo. Copre lo specchio acqueo, toglie ossigeno e luce all'acqua facendo soffrire le specie ittiche che ci vivono. La pesca in queste condizioni non dà grossi risultati che, sommati al caro gasolio, farà desistere molte imbarcazioni dall'uscire in mare. La Regione Veneto ha sempre ritenuto che per il lavoro gli strumenti idonei siano le politiche attive. Il reddito di cittadinanza è una misura con un debole sistema di controllo. La Regione Veneto ha segnalato all'INPS 7.600 destinatari di reddito di cittadinanza che presentano presunte violazioni della condizionalità ed è in attesa di segnalarne altre 900. Il reddito di cittadinanza si dimostra quindi un fallimento. La Regione Veneto ha chiamato i precettori del reddito per offrire un posto di lavoro come prevedeva la proposta per ottenere il reddito stesso. In teoria chi la rifiutava per 3 volte perdeva il diritto alla misura, condizione sospesa durante il periodo emergenziale. Ora però il Veneto ha proceduto con segnalazione all'Ufficio delle Entrate e alla Guardia di Finanza di quelle che ritiene irregolarità. Il risultato è la verifica di migliaia di persone che non dovrebbero percepire il reddito stesso.